Ciao a tutti e bentornati a 5 News, l'appuntamento con le 5 notizie più cliccate della settimana su qdpnews.it. Alla numero 5 parliamo di sport. Dopo gli straordinari successi del 2014, Ivan Geronazzo difenderà i colori della nazionale italiana ai mondiali di Ultra Trail ad Annecy, in Francia. Alla numero 4, invece, parliamo di televisione. I sopravvissuti della tragedia del Molinetto della Croda saranno i protagonisti del nuovo programma di Rete 4 Alive, condotto da Vincenzo Venuto e Giusy Versace, in onda il prossimo mese di aprile. La terza notizia più cliccata della settimana ci racconta del singolare incidente avvenuto a Crevada, dove un camion ha perso il proprio carico di lastre in vetro sulla carreggiata, colpendo la vettura che proveniva dal senso opposto di marcia. Alla numero 2 troviamo la notizia del ritrovamento del corpo senza vita di un 54enne di Sernaglia della Battaglia, ritrovato nella sua abitazione dal fratello. La notizia più cliccata della settimana ci racconta del terribile incidente avvenuto in via Mercatelli a Colfosco. La vittima è Pierluigi Lubin. 5 News finisce qui. Appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata.